Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quel che sta succedendo in Veneto. Nota di servizio molto importante. Oggi alle 12:30 saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove il presidente Luca Zaia farà il punto della situazione legato all'emergenza coronavirus. Sicuramente parleremo di Green Pass, le novità sul Green Pass, quello che sta funzionando, quello che non sta funzionando con questo passaporto che ormai non si può più chiamare passaporto vaccinale perché riguarda anche tamponati e guariti, quindi tantissime novità di cui discutere con Zaia. Noi invece andiamo al volo a Vicenza, dove come ogni giorno c'è Gabriella Basso che ci aspetta per aggiornarci sulle novità vicentine. Buongiorno Gabriella. Buongiorno a te Ferdinando e telespettatori di Rete Veneta. Oggi sono con la mascherina, vedete, perché sono all'interno dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. Alle mie spalle c'è il centro tamponi che è stato temporaneamente spostato qui all'interno dell'ospedale per questi fino a fine luglio praticamente, e nei prossimi giorni verrà spostato invece nel nuovo centro, il nuovo hub vaccinale di Torre di Quartesolo. Mascherina anche perché poi appunto in ospedale è una zona particolarmente sensibile. Tra poco parleremo con il direttore di malattie infettive, dottor Vinicio Vanfrin, proprio per fare il punto della situazione positivi e ricoverati all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Gabriella, dicevamo allora, questo per quanto riguarda il versante sanitario, ma naturalmente lo vediamo tutto nel telegiornale di questa sera. Però ci dicevi che Vicenza, come sempre, insomma, non lascia niente da parte neppure della cronaca. Sì, infatti stamattina alle 10 c'è stato un incidente in autostrada nel tratto tra Vicenza Est e Grisignano di Zocco in direzione Venezia. Un'auto è rimasta praticamente incastrata tra due camion e ferito abbastanza gravemente il conducente dell'auto, che è stato ricoverato in terapia intensiva di media gravità qui all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Questa è stata la cosa più importante. Si sono creati anche 7 chilometri di coda, quindi da un punto di vista viario del traffico è stata abbastanza impegnativa per quanto riguarda sia per la polizia stradale che per anche la società autostrade. L'altra questione invece, abbiamo ancora sostanza stupefacente sequestrata. La notizia particolare è quella addirittura di un ritrovamento da parte del nucleo operativo speciale della polizia locale di Vicenza di una coltivazione di marijuana in città praticamente, 25 piantine di media altezza a 75-80 centimetri, quindi ancora in crescita. La cosa singolare è che il proprietario di queste 25 piante le aveva piantate proprio in un campo in zona Sant'Agostino, quartiere qui di Vicenza, all'insaputa del proprietario del campo, e dormiva lì con la tendina, quasi a guardiano. Alla domanda di come mai si è messo a fare questa piantagione, lui ha risposto che essendo cocainomane aveva bisogno di soldi, quindi praticamente spacciava poi la marijuana che coltivava per avere i soldi per comprarsi la cocaina. Quindi a Vicenza purtroppo il tema della droga è tema quasi quotidiano, però il fatto di sapere che le forze dell'ordine vigilano, sorvegliano, intervengono anche spesso, perché non è il primo ritrovamento di questo periodo, no, insomma, ci fa capire che comunque la lotta allo spaccio continua ogni giorno. Gabriella, allora tutto il resto lo vediamo nel TG Vicenza. Ti faccio una domanda, giusto perché il rapporto è strettissimo fra i nostri telespettatori e la nostra redazione. Ci sono novità che riguardano i quartieri o li vediamo nei prossimi giorni? No, c'è anche una novità anche per i quartieri, perché il quartiere San Giuseppe c'è un'importante novità, la famosa chiesa che era diventato luogo di rifugio per sbandati, era stata recintata con delle rete da cantiere approssimativa. Ebbene, finalmente viene tolta questa rete approssimativa, stanno lavorando proprio in queste ore, lì c'è il collega Daniele Garbin che sta filmando e intervistando i residenti, proprio perché viene messa un'inferiata adeguata a quella che è un luogo di culto. Molto bene, quindi questa sera vediamo anche questa novità nel telegiornale TG Vicenza. Gabriella, grazie di queste informazioni. Se ci sono altre novità non esitare a richiamarci per darci le notizie, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Torniamo in studio. Allora, ieri si è svolta la tradizionale cerimonia, la commemorazione dei caduti a Cima Grappa. C'era anche il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo, che ha annunciato e ha fornito un po' di dati importanti sulle vaccinazioni a livello nazionale. Vediamo il servizio. Iniziamo questo mese con un risultato importante. Ieri il 60% dei 65 anni, 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 60% d
di tutte le persone da vaccinare hanno completato il ciclo di vaccinazione e sono protette dagli effetti nefasti del virus e delle sue varianti. A Cima Grappa, per la commemorazione dei caduti, su invito del sindaco di Pieve Annalisa Rampin, il commissario all'emergenza, il generale Francesco Figliuolo, ha annunciato il traguardo degli oltre 32 milioni di italiani vaccinati con 2 dosi. La campagna procede a una media superiore alle 500.000 somministrazioni al giorno e, ha fatto sapere Figliuolo, potrà contare sulla disponibilità di ulteriori dosi di vaccino Pfizer a partire dalla 3ª settimana di agosto. Una maggiore disponibilità che dovrebbe consentire di arrivare per fine settembre all'immunizzazione dell'80% della popolazione over 12. Impossibile non richiamare da Cima Grappa, luogo in passato di atroci sofferenze e oggi di memoria, la battaglia che l'Italia combatte da 1 anno e mezzo. Consentitemi a tal proposito di ricordare in questa occasione, insieme ai caduti della Grande Guerra, le vittime della pandemia che ha colpito così duramente il nostro Paese, causando la scomparsa di 128.000 persone, oltre che traumi e sofferenze per l'intera comunità. Lo sforzo di chi qui combatté per la patria deve essere di insegnamento anche in questi tempi di pandemia. Come questi giovani soldati, armati di speranze e di fucili, si sono protetti l'un l'altro nel sogno di una patria libera, noi abbiamo il dovere di raccogliere questo sentire e di unire le forze per superare i momenti più bui. E il più grande insegnamento è che la società non è una somma di singoli interessi, ma è una comunità dove ognuno è responsabile per l'altro. Siamo veramente il noi e non l'io. Cambiamo argomento perché stiamo arrivando a grandi passi alla data dell'attivazione ufficiale del Green Pass. Fra pochissimi giorni bisognerà iniziare a mostrarlo per fare tante cose. C'è chi lo ha già scaricato, c'è chi non riesce a scaricarlo. I vicentini si stanno barcamenando fra app e farmacie. Vediamo com'è andata. A mio figlio gliel'hanno dato subito in tempo reale. È stato inteso come un obbligo, tra virgolette, per poter fare determinate cose, per poter partecipare a determinate attività. Questo non lo trovo giusto. Dal punto di vista sociale e sanitario invece sì, però poteva essere messo in altri termini, ecco, quello sicuramente. L'ho scaricato e poi l'ho stampato dal sito del governo, poi l'ho stampato e ce l'ho sia sul cellulare che con il cartaceo. Secondo lei è uno strumento giusto? Sì. Devo ancora scaricarlo. È arrivata la comunicazione del Ministero, però non ho ancora provveduto. Secondo lei è un po' macchinoso scaricarlo? Queste cose mi mettono un po' in difficoltà, per cui aspetto l'ultimo momento, se no la collaborazione di chi ne sa di più. Sono andata in farmacia, hanno fatto loro. È stato un attimo, €1,50 e sono venuta fuori col mio Green Pass. È un libretto grande così, con il codice. Non l'ho ancora usato, non me l'ha ancora chiesto nessuno, però è stato proprio un attimo. E secondo lei è uno strumento che sarà utile? Se me lo chiedono lo posso mostrare, non so dire. Non so dire che strumento sia e che validità abbia, sinceramente. Sia sul cellulare che stampato, perché ho saputo che all'aeroporto di Venezia, per esempio, non hanno il lettore, bisogna presentarlo cartaceo. Quindi è stato un po' macchinoso fare il tutto? No, perché mi è arrivato il codice con una SMS, io avevo l'app Immuni e automaticamente si è scaricato sull'app Immuni, quindi per me non è stato assolutamente difficoltoso. Ho aspettato dopo il 28 giugno qualche giorno, come era scritto sui giornali, e mi è arrivato l'SMS e con quello mi si è scaricato automaticamente. C'è la sicurezza, se non altro non una copertura totale, però di essere tra persone che se non altro sì, hanno anche nei confronti degli altri. L'ho dovuto cercare perché in realtà non mi era arrivato il codice, però ho fatto attraverso il sistema Io, con l'app Io. Non lo scaricherete? No, perché già che mi obbligano a vaccinarmi mi dà fastidio e quindi obbligarmi pure ad avere il Green Pass ancora peggio. Ma secondo lei, e dopo come fa? Non entra più nei locali, non va più da nessuna parte? Io entro. Ho fatto un messaggio e poi sono entrata nel sito del governo e l'ho scaricato tranquillamente. L'ha anche stampato? Sì, l'ho stampato, a colori anche perché mi piaceva.
Avete visto storie differenti ma anche opinioni differenti, c'è chi è assolutamente contrario a questa novità. Noi come sempre vi racconteremo e vi faremo sentire tutte le voci, perché è giusto capirne, per capirne di più, sentire tutto quello che si sta dicendo su un argomento, un tema così complesso. Tra l'altro si sta discutendo proprio in queste ore della possibilità di allargare il Green Pass per i trasporti pubblici, voli, treni e trasporto su gomma. Per quanto riguarda il mondo della scuola, quindi sicuramente ci saranno novità importanti nelle prossime ore. Tra l'altro arriva adesso un'ANSA in cui si dice che subito dopo gli europei c'è stata una crescita esponenziale dei contagi. Adesso il numero dei casi continua a crescere, ma l'accelerazione è minore e la crescita non è esponenziale ma lineare. A dirlo è soprattutto per quanto riguarda la fascia d'età 14-24 anni è l'epidemiologa Stefania Salmaso, intervenuta questa mattina sulla stampa nazionale, e spiega l'epidemiologa: i parametri più importanti sono terapie intensive e ricoveri, ma questi vanno al seguito delle infezioni, quindi è importantissimo tenere d'occhio anche i contagi e fare in modo che non salgano troppo, perché poi i casi gravi vanno in progressione. Questo poi lo vediamo con il governatore Luca Zaia, perché la progressione dei contagi in Veneto non è andata di pari passo con quella delle ospedalizzazioni, e si sta cercando anche di capire perché, anche se pare che il motivo di questa situazione è che sia legato al fatto che si ammalano soprattutto i giovani che non vanno poi in ospedale. Comunque anche questo è un tema un po' complicato, cercheremo di capirne di più oggi alle 12:30 con Luca Zaia in collegamento qui sul canale 18, sulla nostra pagina Facebook, dalla sede della Protezione Civile di Marghera. Adesso con la regia di Fabio Verin facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo sentito che cosa sta succedendo a Vicenza con la cronaca, con poi una conferenza stampa molto importante sulla sanità vicentina, di cui vedremo gli esiti questa sera nel TG. Il rapporto che continua fra la nostra redazione e la città, con i quartieri, le doglianze, i problemi, le istanze dei quartieri e dei cittadini, che noi portiamo all'attenzione delle autorità, dei sindaci, di chi di dovere, per cercare di risolvere situazioni anche complesse, o almeno perché se ne parli, perché si approfondiscano temi che a volte sono talmente complicati che un servizio televisivo può grattare la superficie, poi tutti devono fare la propria parte per andare a fondo. Noi naturalmente la nostra la facciamo raccontando, raccogliendo e portando all'attenzione di tutti. Adesso, prima di andare a parlare con la nostra redazione da Padova per capire quali sono le novità anche sportive, perché c'è un bel po' di Padova anche nei successi alle Olimpiadi delle scorse ore da parte della squadra, possiamo dire, del gruppo nazionale a Tokyo, ma lo vediamo con Guido Barbato. Nel frattempo vediamo un po' un riassunto di quello che è successo a Padova, dove c'è stata una manifestazione contro il Green Pass. C'erano 1000 persone in piazza. Quasi 1000 persone hanno preso parte sabato pomeriggio in centro a un corteo organizzato dai movimenti che si oppongono al Green Pass e alle vaccinazioni anti-Covid. Una manifestazione rumorosa ma pacifica, seguita in modo discreto dalle forze dell'ordine, nella quale c'erano dimostranti di tutte le fasce d'età. In particolare spiccavano le giovani famiglie con bambini. I manifestanti si sono radunati in Piazza Duomo e dopo qualche discorso al megafono si sono incamminati per via Barbarigo, via 20 settembre, via Umberto I, fino in Prato della Valle. Nessun disordine e nessun momento di tensione. Sono solo risuonati i soliti slogan come libertà, libertà, no al Green Pass e lasciate stare i bambini. Il Green Pass non ha più senso per voi? Non ha senso, non ha mai avuto senso, non è che abbia più senso, non ha mai avuto senso. È una dittatura sanitaria. Una volta si chiamava lascia passare con la Gestapo.
Anche qui abbiamo opinioni molto contrastanti fra quelle che si raccolgono ogni giorno e ve le portiamo tutte alla vostra attenzione in modo che ognuno possa farsi poi un'idea. Adesso cambiamo argomento in attesa del collegamento con Padova. Andiamo a vedere il maltempo che ha flagellato il Veneto anche nella giornata di ieri con parecchi passaggi di perturbazioni anche molto intense. Vediamo cosa è successo nel Bellunese. La cuspide del campanile della chiesa di Ronchena di Lentiai, frazione di Borgo Valbelluna, a terra, strappata dalla furia del vento. Precipitata sul parcheggio adiacente, un'auto danneggiata. È l'immagine simbolo della ondata di maltempo che ha flagellato una buona parte del Bellunese in una nottata da incubo, ancora una volta. A Lentiai solo la massima prudenza ha evitato il dramma. Da quello che mi dicevano dovevano fare una festa ieri sera, una festa un po' di sagra. Ecco qui, ecco, le vediamo in questo momento. E per fortuna causa maltempo non è stato fatto niente e quindi abbiamo evitato danni anche alle persone, quindi questo è importante. Ceso Maggiore, il Feltrino, Borgo Valbelluna, Lagordino, tromba d'aria e grandine, tetti volati via o parzialmente danneggiati, decine di alberi e piante spezzate o sradicate, numerosi ricoveri di attrezzi e baracche andate in pezzi e coltivazioni distrutte da proiettili di ghiaccio grossi come sassi. Danni ingenti da quantificare. E ancora smottamenti come uno del comune di Cortina al Passo Cimabanca. Una notte di super lavoro per i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile impegnati a mettere in sicurezza le abitazioni più colpite e rendere transitabili le strade bloccate dalla vegetazione. Il problema comincia a farsi sempre più grave. So che faranno richiesta di stato di calamità per quanto riguarda questa emergenza, anche perché la scorsa settimana la stessa zona era stata colpita da forti grandinate. Questo maltempo ci comincia a preoccupare veramente, perché ogni volta che arriva un po' quando senti tuonare alzi gli occhi al cielo. Maltempo che non ha dato tregua nemmeno con la luce del giorno. Poco prima di mezzogiorno violenta tempesta di grandine e vento sul capoluogo belluno, con un albero caduto in via Vittorio Veneto e alcuni allagamenti. Ancora una volta si ricomincia a contare i danni. Il territorio che ha subito la devastazione di Vaia continua a pagare il conto di un clima sempre più violento e contro il quale le armi non sembrano esserci. Mentre riusciamo a contenere magari eventuali inondazioni o comunque eventi meteo del tipo con molta pioggia, non riusciamo comunque a fermare il vento, e questo è quello che preoccupa le persone. Non riusciamo a fermare la grandine, quindi queste cose qua noi siamo inermi e dobbiamo solo sperare che vada bene. La situazione ha coinvolto anche l'altopiano dei 7 comuni nella giornata di ieri, con almeno 4 perturbazioni che hanno scaricato un volume davvero notevole di piogge. I dati dall'ARPAV non sono ancora arrivati, speriamo di poterveli mostrare prima della fine di questa fase del nostro telegiornale. Ci sono state alcune zone come quella di Lusiana Conco in cui le strade si sono trasformate davvero in ruscelli di acqua e fango che scendevano dalla montagna. Invece nella zona di Enego forti grandinate, una giornata che quindi anche per il turismo si è rivelata davvero complicata. Vediamo il servizio della nostra redazione. Vento, forti piogge, grandine nelle scorse ore in tutta la zona della Pedemontana e sull'altopiano, da Asiago a Bassano, da Lusiana Conco a Cassola, Mussolente, arrivando sino all'Asolano, chicchi di grandine in nottata grossi come palline da ping pong, fiumi d'acqua che si sono riversati sulle strade. Come si può vedere dalle immagini divulgate sui social da Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, ma anche inviate dai nostri telespettatori, testimoni di questa ondata di maltempo a macchia di leopardo che ha interessato il territorio. Tra Marostica e Novi in azione i cannoni antigrandine per proteggere le colture, diversi gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per rami in mezzo alla strada. Fortunatamente non ci sono stati danni particolari, solo disagi pesanti provocati dai violenti rovesci. Per le prossime ore si prevede cielo a tratti coperto, nuovi temporali previsti lunedì sera. Allora, per il momento non ci pare che siano arrivate allerta meteo da parte della regione. Sono effettivamente previsti, poi tutto può succedere perché abbiamo visto che anche ieri il maltempo era stato annunciato solo nella prima fase della mattinata, invece è proseguito per gran parte della giornata. Comunque dicevamo, non sono ancora arrivate allerta meteo per quanto riguarda il tardo pomeriggio di oggi, potrebbe essere solo
una rapida formazione di temporali senza troppi danni, si spera, perché ormai ogni volta, come dicevano le persone intervistate nei nostri servizi, ogni volta che si sente tuonare tutti alzano gli occhi al cielo. Addirittura ieri un campo scout è stato evacuato, possiamo dire, dalla zona di Cesuna, sull'altopiano di 7 comuni, perché il vento e la pioggia stavano davvero mettendo in pericolo e in difficoltà i ragazzi, che sono stati ospitati nella notte nel palazzetto dello sport proprio di Cesuna dalla Protezione Civile. Una situazione che poteva rivelarsi davvero pericolosa. Poi stiamo raccogliendo informazioni anche su questa notizia in modo tale per questa sera di potervela raccontare nei nostri telegiornali. Detto questo, noi facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo e fra meno di 10 minuti c'è anche Luca Zaia qui sul canale 18 dalla sede della Protezione Civile di Marghera. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Noi siamo già pronti con la regia di Fabio Verin per andare nella sede della Protezione Civile di Marghera, dove fra meno di 5 minuti inizierà la conferenza stampa del presidente Luca Zaia. Vedete i microfoni già pronti, i giornalisti già pronti, quindi fra pochissimo andiamo a Marghera per sentire quelle che sono le novità da parte del governatore Luca Zaia. Adesso però, come abbiamo annunciato, vediamo il servizio rapidissimo sul salvataggio degli scout a Roana. Paura domenica pomeriggio per un gruppo scout accampato in Val Magna Boschi, in comune di Roana. Causa forte maltempo nell'area di Cesuna è stato necessario allertare il soccorso alpino di Asiago. Proprio nel punto in cui erano accampati 22 tra ragazzi e ragazze del veneziano in vacanza assieme a 6 accompagnatori, si è scaricato un forte temporale con potenti raffiche di vento e fulmini. Visto il pericolo che avrebbe corso la comitiva, il gruppo è stato spostato e trasferito per la notte al palazzetto dello sport di Cesuna. Allora, prima di andare dal governatore, come facciamo sempre, diamo un'occhiata a quelli che sono i dati sull'emergenza coronavirus. Teniamo conto però che in questo caso non sono i dati che verranno forniti dal governatore Luca Zaia, perché sono dati che non sono aggiornati a questa mattina, sono appena più datati. Sappiamo che Zaia fornisce i dati più importanti all'inizio della conferenza stampa, ma questa parte della nostra informazione è importante perché si può fare un confronto. Allora, intanto siamo un po' scesi come numero di nuovi casi, perché i casi positivi riscontrati nell'ultima tornata di cui abbiamo disponibilità sono 483. A ieri avevamo 12.355 persone positive in Veneto. Naturalmente è un numero che cresce, quasi triplicato nel giro di una quindicina di giorni. Da quando ci sono stati gli europei, secondo molti questo dato è legato proprio alle serate di calcio e festeggiamenti, anche perché si parla di una curva poi lineare, non più esponenziale come era nei giorni scorsi. Comunque dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono 437.000 le persone che sono risultate positive al coronavirus, sono 413.072 quelle che si sono negativizzate e sono 11.642 le persone che purtroppo hanno perso la vita a causa del coronavirus in questo anno e mezzo. Scendiamo però nella seconda parte della tabella, che è molto importante perché ci fa capire che cosa sta succedendo negli ospedali del Veneto, dove abbiamo 146 persone complessivamente ricoverate in area non critica, di cui 108 positive e 38 che sono invece negativizzate. Per quanto riguarda la terapia intensiva, anche qui dato importantissimo, 18 ricoverati, non cresce il numero delle terapie intensive. Questo è veramente un quadro importante che ci dà un'idea di quello che sta accadendo. Di queste 18 persone, 15 sono ancora positive, 3 si sono negativizzate. Le persone positive sono 2 a Negrar, 1 a Villafranca, 2 a San Donà,
2 a Treviso, 3 a Verona e 5 a Padova. Come sempre Padova è un punto di riferimento per la terapia intensiva. Poi situazione generale rispetto alla tornata precedente, alla tornata di dati precedenti, -3, quindi addirittura negativo il saldo per quanto riguarda le terapie intensive. Per quanto riguarda l'area non critica, una terapia intensiva impegnata in più, nessun decesso in più da segnalare. Oggi è plausibile che i dati saranno molto simili, perché sappiamo che lunedì risentono delle difficoltà di raccolta informazioni del fine settimana, però le sentiremo fra pochissimo da Luca Zaia. Torniamo in studio, ma solo per andare a vedere, sempre con un occhio puntato alla sede della Protezione Civile di Marghera, vediamo anche la campagna vaccinale come si sta muovendo. 34, ovviamente anche questi non sono i dati ultimi, li fornirà Luca Zaia fra meno di un minuto quando arriverà in conferenza stampa. Ovviamente parliamo di 34.000 dosi somministrate, il numero è un po' calato rispetto alle spinte della settimana scorsa, però ci sono 5,5 milioni di veneti vaccinati con almeno una dose, e sentiamo tutto il resto da Luca Zaia. Pena carica oggi. Bene, buongiorno a tutti innanzitutto. Oggi, oltre all'assessore Lanzarin, che è sempre qui con me, c'è il dottor Mongillo, quindi rappresenta il settore della prevenzione. Vi darà uno spaccato della situazione epidemiologica del Veneto in relazione a questa nuova variante, a quello che è poi questa nuova ondata, no? Che ormai ci sta accompagnando da settimane, e peraltro darà anche uno spaccato con obiettività di quello che è accaduto, sta accadendo, con dei numeri e anche con delle, diciamo, possiamo anche anticipare anche con dei riferimenti internazionali, per capire anche se noi siamo in linea con quello che è accaduto e accade in giro per il mondo oppure no. Passerei subito al bollettino, con gli orari ci siamo, giusto? No, perfetto. Allora, tamponi molecolari sono 6 milioni e 20.000, abbiamo superato i 6 milioni. E tamponi rapidi sono 5 milioni e 772.000. Quindi in totale sono 11 milioni 792.000. I positivi nelle ultime 24 ore, stiamo parlando di un fine settimana, o meglio ancora della domenica, sono 460. 460 positivi con 10.947 tamponi, un'incidenza del 4,20. Ovviamente non valutatela come dato, diciamo, indicativo, perché è un dato della domenica. Numero dei positivi totali dal 21 febbraio 2020, 437.526. I positivi di oggi, ovviamente sono sempre in incremento, sono 12.660. Sono esattamente, se vi interessa il dato, 305 in più rispetto a ieri, perché ovviamente alcuni si sono negativizzati. Quindi 305 non contagiati in più, ma persone positive in più in isolamento. Ricoverati totali 164. Vedete, il dato continua a confermarsi, un dato non che, diciamo, in incremento importante, esponenziale, come purtroppo abbiamo visto in altri momenti della storia del Covid in Veneto, in Italia e nel mondo, ma un dato fra l'altro anche di invariato, 164. I 164 pazienti sono così distribuiti: 145 in area non critica, -1, addirittura continuiamo ad avere dati di deospedalizzazione, e 19 in area non critica, in area critica in terapia intensiva +1. Quindi probabilmente questo +1, -1 non è una deospedalizzazione, ma un passaggio dall'area non critica alla terapia intensiva. La terapia intensiva non Covid cuba oggi 353 posti occupati, che sono tanti, credetemi che sono tanti, che è un indicatore anche importante per noi da un punto di vista proprio gestionale e manageriale, perché sta a significare che nonostante il periodo, che è un periodo, diciamo, estivo, gli ospedali stanno lavorando e stanno recuperando probabilmente anche tanti interventi chirurgici che prevedevano la terapia intensiva, quindi c'è.
Se ci pensate, 3,53 più 19 fa 372 posti occupati. Totale dei morti, adesso brutto farò adesso -3, ma è un -3 perché si sono accorti che sono stati caricati 3 purtroppo defunti, persone decedute, scusatemi, che non erano Covid, è stato proprio un errore materiale, quindi per correttezza vi abbiamo segnato questo -3. Dimessi 22.487, che sono esattamente le persone. Io so che voi siete espertissimi ormai di sto ragionamento, ma vedo dalle dichiarazioni in giro che c'è ancora qualcuno forse che non l'ha ben assimilato. Questi 22.487 hanno dovuto necessariamente curarsi in un ospedale, e uno dice ma le cure domiciliari, questi sono tutti positivi, cioè non è che tutti i positivi sono venuti in ospedale. Qui c'è un blocco di almeno 200.000 persone tra i positivi sintomatici che si sono curati a casa con il medico di base, con le USCA, con il fai da te, con i consigli dell'amico o in altre maniere, ma si sono curati a casa. Quindi il dato vero è questo: 437 i nostri, diciamo, cittadini che per noi sono stati rilevati positivi a un tampone, a un test, e 22.000 sono quelli che necessariamente hanno avuto bisogno di cure ospedaliere. Allora, rispetto all'ondata, 2 o 3 considerazioni prima di passare la parola al dottor Mongillo, anzi prima a voi per le domande. Come vedete, questa fase si conferma, perlomeno in questo momento, ancora una fase poco aggressiva da un punto di vista ospedaliero. Per noi questo è un dato importante, cioè vuol dire che l'effetto dei vaccini lo si evidenzia fino in fondo, tanto è vero che stiamo preparando, o meglio aggiustando un modello previsionale, perché il modello previsionale che ci è stato dato a livello nazionale insomma non spara bei numeri, nel senso che anche rispetto a quelli che abbiamo avuto non li ha proprio centrati per nulla, perché c'è l'effetto dei vaccini, perché c'è l'effetto di una nuova ondata che ha una caterva di asintomatici che è abbastanza atipico, no? Se voi pensate, parliamo di positivi, ma poi di fatto che hanno anche minimamente un sintomo sono pochi rispetto al totale di positivi. Quindi vi dico che penso già in settimana potremo darvi anche delle proiezioni con un modello perfezionato che abbiamo fatto in casa, con tutti i nostri ingegneri, insomma, fatto in casa, brutto dire così, abbiamo fatto con i nostri professionisti, ecco, quindi fatto in casa da dei professionisti che si occupano di progetti, modelli previsionali, e quindi magari in settimana ve ne parliamo. Quindi l'ondata non sta pesando da un punto di vista ospedaliero, certo è che il virus sta circolando. Avete sentito la dottoressa Ricci che vi ha detto che sostanzialmente il 98%, se non la quasi totalità dei contagiati ormai in variante Delta, e questo dà una dimensione di come sia la partita. Ecco, voglio dirvi che c'è ovviamente, ma non per inquietare nessuno, ma è giusto dirle queste robe, che c'è anche un ragionamento su una nuova variante che è la beta, sulla quale ci sono delle evidenze scientifiche, tutte poi da dimostrare, da vedere con, diciamo, con dati anche, come si può dire, più solidi, sul fatto che sembra essere una novità sul panorama. Adesso cercheremo di capire se anche questa passerà e gestiremo anche questo passaggio. Di certo è che le vaccinazioni sono fondamentali. Le vaccinazioni sono fondamentali, lo dico alla luce anche di un altro aspetto. Noi abbiamo evidenza di 2 fattori sulle vaccinazioni. Il primo è che abbiamo 200.000 posti liberi. Da qui all'8 di settembre, adesso l'ingegnere Fattori, ne abbiamo discusso stamattina in riunione, nelle prossime ore cerca di fare un punto nave rispetto ai posti liberi in agenda e quando sono liberi, ma sappiamo che ci sono oggi in Veneto, da qui all'8 di settembre, spalmati su tutte le ULSS 200.000 posti liberi, cioè ci sono 200.000 dosi che non hanno ancora un destinatario, insomma non hanno ancora un paziente, un cittadino che le ha prenotate. Dall'altro c'è un evidente calo, io immagino dettato da questa fase estiva che ormai entra nella parte calda, perché comunque siamo passati diciamo a
questo fine settimana con 4.000-3.600 prenotazioni al giorno. Considerate che prima non scendevamo mai sotto le 10.000. 10.000. Considerate che abbiamo avuto un picco, i giorni del Green Pass abbiamo fatto 21.000, 34.000, 15.000. Però i 3-4.000 prenotazioni io le voglio vedere come prenotazioni scarse, perché al giorno, perché comunque è iniziata la fase estiva, molte persone sono in vacanza, eccetera. Appello che faccio ai cittadini, è presto detto, dopo in settimana ne parleremo. E noi abbiamo 200.000 prenotazioni, vorrei ricordare che la vaccinazione resta volontaria, però è pur vero che chiunque volesse vaccinarsi, l'invito ad approfittarne adesso che ci sono i vaccini, ci sono i posti in agenda e si può pianificare, diciamo, la vaccinazione senza poi ritrovarsi, perché sarà quello che accadrà, con l'arrivo dell'autunno, delle giornate meno calde, qualche piovetta, qualche brosetta, finisce che poi tutti vogliono fare il vaccino e dicono arriva l'influenza, perché poi questo è il ragionamento umano che tutti noi facciamo. Approfittatene adesso, perché vorrei ricordare a tutti che ormai è chiaro che la risposta anticorpale ha una durata almeno di 12 mesi, cioè ormai lo si vede in tutta la letteratura scientifica. Pensate che anche sulla famosa dose da dare ai guariti si dice dai 6 ai 12 mesi dopo l'infezione, giusto dottor Mongillo? Quindi si dà già per scontato che gli anticorpi del vaccino che ti fai oggi ti copre fino a giugno-luglio del prossimo anno, quindi non ha senso arrivare tutti al collo di bottiglia all'ingorgo in autunno. Questa è una preoccupazione che abbiamo. Ripeto, 200.000 posti liberi in questo momento, quindi non c'è penuria di posti in agenda. Arriveranno peraltro vaccini, sembra anche in numero maggiore verso metà agosto, adesso vedremo i numeri. Ho parlato anche stamattina con il generale Figliuolo e devo dire con il quale abbiamo un ottimo rapporto. So che lui sta lavorando e spero concluda velocemente l'accordo con le farmacie per i prezzi contingentati per i tamponi, perché poi è fondamentale anche, come si può dire, dare una mano ai cittadini. E dopo il dottor Mongillo vi parlerà di performance vaccinali. E vi dico solo un dato, che con i prenotati ad oggi e i vaccinati ad oggi, cioè coloro che sono in agenda prenotati anche per la prima dose entro l'8 di settembre e coloro comunque che hanno avuto 1 o 2 dosi, ecco, per l'8 di settembre noi avremo il 75,3% di persone che comunque hanno avuto almeno una dose, quindi che comunque noi riteniamo vaccinate o vaccinandi, cioè che hanno già fatto una scelta e hanno già intrapreso il percorso. Il nostro obiettivo è arrivare, come vi ho detto, ad ottobre, arrivare almeno all'81-82%. Siamo convinti che ci sarà poi un ritorno di fiamma, perché poi c'è l'apertura delle scuole, c'è il tema del Green Pass che peserà sempre di più. Oggi è facile, pensate solo al tema della ristorazione, no? Quanti hanno uno spazio all'aperto che ti permettono magari di utilizzare lo spazio all'aperto e non porti il problema del tampone o del Green Pass se non sei vaccinato. Ovvio che quando arriverà la brutta stagione, arriverà l'autunno, il vaccino diventerà, per le norme che ci sono oggi, diciamo, è fondamentale. Dopodiché ognuno fa quello che vuole nella vita, che sia chiaro, però è bene dirle queste robe. Se avete delle domande poi vi lascio al dottor Mongillo. Ti ha fregato la collega. Allora, io ho visto la Zambon e anche Giacomuzzo. È quasi prima. Contestuale. Comunque procediamo in ordine orario, dai, in giro. Tosato. No, non puoi iniziare con Tosato, si è prenotata prima. Dai, Martina Zambon, Vanzan e Tosato. Va bene. Allora, cominciamo qui, faccio l'ordine io, Zambon, dai. Va bene, buongiorno Presidente. Buongiorno. Collegandomi a queste previsioni, le chiedo, è possibile avere un'idea di quanti della fascia 12-19 per il 15 di settembre avranno almeno una ce dose? l'abbiamo. Ecco, questo sarebbe interessante per capire le scuole con che cuore partiranno. 15-19? 12-19. 49 mi dice l'assessore, adesso lo leggo anch'io. Diciamo 1 su 2. Allora,
i 12-19 sono 49%, altre, se volete ve li dico tutti, guardate, i 12-19 49%, i 20-29 68%, i 30-39 63%, i 40-49 68%, i 50-59 77%, i 60-69 86%, i 70-79 91%, gli over 80 99%, ma lo vedete anche ormai in maniera visibile, qui guardate, che se voi vedete, questo è il bollettino dei vaccini, no, che conoscete. La curva gialla è la prima, almeno una dose, la seconda, quella verde, è le 2 dosi, ma vedete che quando le curve combaciano quella nera, che è la curva della popolazione, e vedete che ormai abbiamo un pezzo di popolazione che è quasi sovrapposta, quando vai sopra il 90% non vedi più la distinzione tra chi, cioè diciamo l'immunità di gregge si va raggiungendo, questo è poco ma sicuro. Ecco, è sempre su questo. Sì. 8 settembre. Sì, vale come per il 73, quello che vi ho detto prima. 72,3, cos'era? 75,3, sì, scusate. Va bene. E rispetto sempre alla scuola, si comincia a capire che le regioni in cui il personale della scuola è vaccinato ai livelli nostri, per capirci, non dovrebbero incorrere nemmeno nel rischio di un obbligo vaccinale. Per quanto riguarda i ragazzi invece, c'è un obiettivo che come regione... No, sull'obbligo assolutamente no. No, non sull'obbligo, ma un incentivo per i ragazzi per arrivare a che percentuale? Siamo 1 su 2. Guardate, intanto diciamo che i ragazzi si stanno vaccinando. Andate in un centro vaccinale e vedete quanti ragazzi in età scolastica ci sono in questi giorni. Dopodiché ce ne saranno in vacanza, ce ne saranno alcuni che stanno riflettendo. Io immagino che comunque questo 49 non sia un punto di arrivo, perché da quello che si capisce comunque c'è una disponibilità alla vaccinazione. Dopodiché, sentite, se parliamo di minorenni saranno i genitori a decidere, se parliamo di maggiorenni decideranno autonomamente. Oggi non abbiamo un target. Certo che il vero target è che chi lavora a scuola deve vaccinarsi. Allora, noi abbiamo la campagna vaccinale è iniziata il 27 dicembre 2020, ve lo ricordate quel giorno, no? Il Vax Day, come l'hanno chiamato. A noi hanno dato 827 dosi quel giorno. Dopo qualche settimana ci hanno spiegato che c'erano delle categorie assolutamente dove non era priorità, e una era la scuola. Adesso non è che ci possono dire che a scuola non si vaccinano tutti. Cioè, ci sono anziani che hanno atteso la vaccinazione per cedere i vaccini alle categorie essenziali, vorrei ricordarvi. Quindi io spero, sempre nell'ambito della volontarietà, che tutti facciano una riflessione per farsi la vaccinazione. Ok. Cambio lievemente... Sì, e poi, scusate, lo dico qui, Lazzaroni che continua a diffondere il video mio e dell'assessore quando io dico io non mi vaccino e neanche l'assessore non si vaccina. Il discorso finiva dicendo lo faremo quando tocca il nostro turno. Hanno tagliato quel pezzo e continuano a diffondere sto video. Io sono vaccinato con 2 dosi Pfizer, l'assessore è vaccinato quando hai fatto il vaccino? Fatto fine giugno. A fine giugno. Io l'ho fatto fine maggio e i primi di giugno. Beh, insomma, voi mi avete visto fra l'altro quando l'ho fatto, però non si fanno ste robe, no? Cioè, la tua libertà finisce dove inizia la mia. Se sei contro i vaccini, io rispetto la tua idea, ma non puoi diffondere video nostri, cioè, tagliati maldestramente per far credere che noi non ci vacciniamo, dai, è scorretto. Ultima cosa, volevo chiederle degli aggiornamenti sulla banca del plasma e su questo tema. Funziona, però considerate, sì, adesso ovviamente con dimensioni e modelli che sono diversi da quelli di maggio-aprile 2020, per ovvi motivi. Il primo motivo, i vaccini; il secondo motivo, che noi abbiamo un protocollo di cura che è radicalmente cambiato, cioè non siamo fermi ai primi farmaci
del febbraio 2020. Voglio ricordarvi che sono comparsi gli anticorpi monoclonali, che se ci pensate la filosofia è la stessa: introduco anticorpi del guarito oppure utilizzo l'anticorpo monoclonale. Fra l'altro funzionano bene. Voi sapete che noi utilizziamo, fatto 100 gli anticorpi monoclonali italiani utilizzati, metà vengono utilizzati dal Veneto, perché siamo un centro di riferimento con la professoressa Tacconelli, e vengono somministrati nelle prime fasi della malattia, ma primissime fasi della malattia, in tutti i nostri centri, insomma, praticamente. Quindi si va da Treviso, Vicenza, Venezia, Padova, o Verona ovviamente, dove c'è la professoressa Tacconelli. E si usa anche il plasma, ma ne stiamo raccogliendo ancora, o è una cosa che... No, la banca del plasma esiste, c'è la dottoressa De Silvestro, è lei che segue questo. Poi no, sinceramente, se volete dati vi dico che evoluzione hanno avuto le somministrazioni. Immagino che siano calate, perché poi il mondo è cambiato sul fronte del Covid. Va bene, grazie. Sì, non vorrei, perdonami Alda, non vorrei che qualcuno avesse anche da ridire sul fatto che aveva annunciato la banca del plasma. Sì, aveva annunciato che ho scoperto la ruota, l'ho fatta di pietra, adesso sono quelle della Pirelli, quella di gomma, e dopo le auto voleranno. C'è un'evoluzione su tutte le robe. Cioè, vi ricordo che il primo test del Covid fu il pungidito con la goccia di sangue. Se adesso ve lo porto qui vi mettete a ridere. Allora, assumendomi una responsabilità personale, ho deciso Vanzan, Giacomuzzo, Tosato e Di Gennaro. Va bene? Così siamo a posto. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Ieri comunque abbiamo fatto un confronto tra i vaccinati entrambe le dose, o dose unica per Johnson & Johnson, e il Veneto è leggermente sotto soglia nazionale, di poco. Ieri Figliuolo diceva 6 italiani su 10, quindi 60%, il Veneto era 59,5 stando ai dati di ieri pomeriggio. Lei come spiega questo scarto? Seppur minimo, però c'è. No, guarda, è giustificabile, anche perché è come se noi dicessimo qual è il consumo medio di un'auto, e uno dice vabbè, fa 10 con un litro. Dopodiché, a parità di test drive, di prova, uno dice ma quante persone avevi in auto? Ma noi eravamo in 4, eravamo con tutti gli amici, io guidavo da solo, quindi la macchina pesava di meno. Ma che strada hai fatto? Io ho fatto tutta l'autostrada a 90 all'ora. Invece l'altro dice sì, oltre ad avere 4 passeggeri mi sono fatto anche tutto lo sterrato sul Piave. Per dire cosa? Per dire un primo elemento. Questo dato va raffrontato non solo valutando la popolazione 12 over 80, ma va valutato anche perché le fasce d'età pesavano sulla performance, no? Nel senso che tu hai comunque uno sforzo vaccinale, ad esempio noi siamo quelli che hanno avuto uno sforzo vaccinale più importante all'inizio, perché avevano più persone su di età. Dopo c'è un altro dato importante secondo me, che è rappresentato dal fatto che noi non abbiamo fatto gli open day. Cioè noi abbiamo rinunciato a uno sforzo vaccinale che era possibile fare. Vi ricordate i famosi gli Astra Day? Noi abbiamo fatto una scelta da subito dicendo noi sotto i 60 anni i vettori virali, cioè i vaccini Astra e Johnson & Johnson, non li somministriamo. Se voi andate a vedere la classifica delle regioni, ma come dici bene te, lo scarto è che stiamo parlando di uno che è di centesimi di secondo su sti numeri, vedete che le regioni che hanno performato meglio sono quelle magari che hanno fatto gli open day in maniera importante. Tutto qua, insomma, però noi insomma ci siamo. Mentre il 6 agosto, venerdì, entrerà in vigore il Green Pass per alcune attività, ristoranti al chiuso, fiere, manifestazioni, insomma quando ci saranno concentrazioni di gente molto alta. E per avere il Green Pass è sufficiente avere anche il tampone. La domanda che le faccio è: saranno incrementati i tamponi? Ne abbiamo a sufficienza? Saranno ancora gratis come lei aveva annunciato per quest'estate? Beh, presto detto, guardate, noi abbiamo parlato anche stamattina in riunione. Intanto c'è una novità importante, che il generale Figliuolo sta cercando di chiudere un accordo, immagino l'abbia anche già chiuso quasi, però sarà lui a annunciarlo, nel senso che l'ho sentito fiducioso in questi giorni, rispetto alle farmacie. Trovo corretto che ci sia un prezzo calmierato, quindi ben venga questa operazione che vogliono fare a livello nazionale. Noi siamo l'unica regione in Italia che eroga di fatto, coram populi, il tampone gratuitamente. È ovvio che non possiamo andare avanti all'infinito, perché c'è un tema di limite logistico e anche economico, cioè non è che il costo per noi è zero e poi tu vai in farmacia e lo paghi 20 euro, ha comunque un costo, l'hardware, tampone,
l'operatore e tutto. Quindi noi stiamo attendendo intanto l'accordo nazionale per rispondere, però la premessa era doverosa. Fatto l'accordo nazionale definiremo le categorie che potranno accedere ancora gratuitamente e liberamente al punto tamponi. E ce ne sono a sufficienza? Tamponi? Allora, ti rispondo, immagino proprio di sì, perché nessuno mai in riunione ha posto la questione dell'hardware, del tampone. Piuttosto pongono la questione del fatto della pressione, perché noi abbiamo centri vaccinali, stiamo facendo tamponi come non ci fossero domani, perché facciamo anche 40.000 tamponi al giorno, che sono roba da guerra brutta, per cui dobbiamo un po' ritarare, questo sì. Quindi quando lei dice attendiamo l'accordo nazionale Sì. e poi definiremo a chi sì. può continuare, lo farete in settimana? Sì, o- sì. Sì, Figliolo, immagino, esca con qualche novità prima del 6, immagino, ma non lo so. E noi di conseguenza poi ritareremo il nostro piano di sanità pubblica. Giacomuzzo. Buongiorno. Presidente, in vista di questi cambiamenti che introdurrà il Green Pass a partire dal 6, Sì. lei ha qualche idea di un'ordinanza o qualcosa che è calata sul territorio? Non c'è nessuna necessità di ordinanze restrittive. L'unica preghiera ai cittadini che stiano attenti, cioè a noi inquieta moltissimo il tema della sono all'aria aperta, non mi serve la mascherina. Sono all'aria aperta, non c'è assembramento, non mi serve la mascherina. Quindi di usare un po' il buon senso. Dopodiché, guardate, siccome lo voglio dire, ma non perché io abbia un'affezione col settore dell'intrattenimento e delle discoteche, sto fine settimana ci hanno bombardato di immagini di feste fatte, sostenute dai comuni e altro. Ma è possibile che teniamo le aziende chiuse, e sto parlando delle discoteche, e si fanno gli spettacoli danzanti nelle piazze con tanto di disgiochi e altro in giro per questo paese? Cioè, io penso che non sia corretto. Cioè, stanno saltando per aria letteralmente aziende, lavoratori che non hanno più il posto di lavoro, e quello che vieti di fare a loro glielo fai fare girandoti dall'altra parte, perché poi questa è la verità, a tutti gli altri in maniera sporadica. Guardate, noi siamo stati tempestati da video, di immagini che arrivano da tutta Italia, cioè ma se fate anche voi una ricerca su Instagram da qualche parte, cioè, lo dico perché non è corretto nei confronti di questi operatori. Pagano le tasse, hanno rispettato le linee guida, hanno fatto sacrifici e sono veramente messi alla gogna. Io spero che a livello nazionale il governo decida assolutamente qualcosa, perché la legge deve essere uguale per tutti. Peraltro lei questo tema l'aveva posto più volte Sì, al tavolo ma nazionale. lo pongo da un punto di vista non solo economico, anche sanitario. Queste aggregazioni, diciamo, più o meno organizzate spontaneamente o giù di lì, fatte con poco professionalmente, che controlli hanno? Nessuno. Se vedete le immagini capite perché partono i cluster. Presidente, ma c'è occasione di qualche tavolo, di qualche riunione per Ma noi l'abbiamo segnalato dappertutto sta roba. nazionale per proporre il tema a livello nazionale, Sentite, in conferenza Stato-Regione? Se avete sentito anche, l'avete voi spesso riportato dalla cronaca, no? Il problema dei gruppi nelle spiagge, le feste, tutte queste robe. Più denunce di così, ci sono sindaci che si sono visti costretti a fare delle ordinanze per sfolla gente. Però non ci sentono da sta roba. Io avrei approfittato ad esempio dei locali pubblici, ma ve lo dico, per fare una campagna di screening importante, magari anche di promozione delle vaccinazioni. Avremmo potuto tamponare tutti quelli all'ingresso, noi facciamo i tamponi gratis, avremmo potuto monitorare l'andamento dei tamponati nei successivi 10 giorni, quindi avremmo avuto uno studio di sanità pubblica unico. Avremmo potuto proporre anche il vaccino con dei centri vaccinali fuori dai locali. Questo era un esperimento di natura sanitaria e sociale unico nel suo genere. Come abbiamo fatto all'inizio, secondo me questa era un'altra bella idea. Fra l'altro i gestori non erano avulsi e contrari ad affrontare un tema come questo, però vedo che a nessuno gliene frega niente.
Cambio argomento, torno sul tema scuola. Lei diceva è importante che chi lavora nella scuola, quindi gli insegnanti, debbano vaccinarsi, sempre nell'ambito della volontarietà, sottolineato 3 volte. A livello nazionale si è fatta una sorta di classifica delle regioni più virtuose, dove ci sono gli insegnanti che si sono più... Da noi? Ecco, come siamo in Veneto? A 82% di vaccinati. Di scuola. Insegnanti e operatori. 81/82, che dopo qualcuno mi dica che ho arrotondato per eccesso. Ecco, e quindi allora se l'ipotesi... Se dite il dato esatto mi fate un favore così. A livello nazionale si sta ipotizzando di rendere obbligatorio, no, comunque di spingere nelle regioni, qui tutto sommato dice non ce ne sarà bisogno. No, io non ne sappiamo nulla di cosa vogliono fare, se vogliono rendere obbligatorietà. È ovvio, non so come verrà strutturata. Certo è che l'appello che faccio io a chi opera nelle scuole, sto parlando di insegnanti e lavoratori, gli amministrativi, insomma tutti coloro che vi operano, di valutare seriamente di fare la vaccinazione. Perché noi dobbiamo fermare la circolazione del virus, sempre con l'ottica della pallina del flipper, di rimbalzarlo sempre. E poi l'ultima cosa, e poi mi taccio, liste di attesa per quanto riguarda gli ospedali. Il piano di rientro, chiamiamolo così, dopo lo stop dovuto al Covid, come sta andando? Dopo vi dà un aggiornamento l'assessore. Considerate che noi questa tragedia, questo incubo per noi ha cubato circa 500.000 prestazioni da recuperare. I nostri stanno facendo un lavoro ciclopico nel recupero. Ci sono ancora tanti disagi, ma voglio ricordarvi che quando tu hai migliaia di persone ricoverate, noi di fatto, se ci pensate, da febbraio 2020 a marzo 2021, tranne una piccola pausa estiva dove non è che puoi chiedere tutte queste prestazioni, ci siamo fatti 14-15 mesi sempre sotto. Quindi abbiamo in arretrato operazioni cataratte, abbiamo in arretrato sull'oncologico no, nel senso che l'oncologico abbiamo sempre dato la priorità, però ci sono tante patologie da fare in eccellenza, in elezione scusatemi, che non sono rimaste poco seguite, quindi liste d'attesa importanti. L'oculistica è una di quelle, insomma, oltre a cardiologia o altre robe, insomma. E finalmente Tosato. Sembra quasi un titolo. No, un altro. No, perdonatemi, ma è che mi sono dimenticato più che altro. Però mi ero preso un appunto. Ecco qua. Allora, la Regione Lazio è stata sottoposta a un attacco informatico che si legge ha bloccato il sistema di prenotazione delle vaccinazioni, il sistema di rilascio dei Green Pass, tutti i sistemi del mondo addirittura avrebbero chiesto un riscatto. Riscatto? Questo dicono, un riscatto in Bitcoin. E il Veneto ha dei sistemi di protezione o ci affidiamo alla buona sorte? Noi ce li abbiamo i sistemi di protezione, figuriamoci se non ce li abbiamo. Voglio ricordarvi che l'informatica entra fino al bisturi del chirurgo in sala operatoria, lo dico a quelli che fanno gli hacker. Attenzione, che sarà magari divertente dire che ho bloccato il computer dell'ospedale, ma attenzione che non si sa mai dove arriva il segnale che tu blocchi, perché noi ormai siamo cablati, digitalizzati, quindi quando parte sto domino potresti avere sulla coscienza anche qualche vita che se ne va perché tu hai fatto qualche cazzata perché volevi divertirti. Allora noi i sistemi di protezione, per questo sto dicendo, ce li abbiamo, dopodiché alcuni di questi signori sono veramente bravi, andrebbero assunti perché sono veramente bravi. Come si può dire? Andrebbero assunti nel senso, fra virgolette, che sono da riconvertire nella parte buona della società, no? E io spero sempre che non accada mai. Ovvio che di tutele, di sbarramenti ne abbiamo a non finire, non è un colabrodo della nostra rete, però capite che è un mondo che nessuno conosce fino in fondo, no? Però ricordo che hackerare la sanità non sai mai dove va a finire l'azione di hackeraggio.
è un reato comunque non solo per la sanità, per tutto quello che si fa. Quindi cerchiamo di evitare queste robe, che sarebbe meglio. Noi comunque i riscatti non ne paghiamo, diciamolo subito. Neanche modesti, neanche no. Non salame al massimo. Ma glielo diamo prima che facciano l'hackeraggio, così evitiamo anche... No, nel senso non esiste. Tempo perso. Paghiamo. Noi abbiamo avuto un hackeraggio, se non ricordo male, dalla Turchia. Quando è successo? Un po' di mesi fa. Era successo quando? Perché con il Covid abbiamo perso la tramontana, fra l'altro, però insomma so che c'era accaduto e poi alla fine ci dissero che erano entrati dalla Turchia. Ma avevate scritto anche voi, adesso non mi ricordo, forse sulle agende erano entrati. Vabbè, comunque anche quello poi l'abbiamo risolto brillantemente con i nostri informatici. Volevo farle una seconda e ultima domanda, che è una domanda extra Covid. Se non vado errato, stasera lei sarà alla festa della Lega Milano Marittima, interverrà dopo Giorgetti. Mi chiedo se nel suo intervento toccherà la questione vaccini, la questione Green Pass, che qualche divergenza d'opinione nella Lega la sta, mi pare, tuttora creando, oppure se si limiterà a una benedizione generica alla platea. Benedizioni le fanno altre categorie professionali. Allora, io direi questo: intanto voglio ricordare che Milano Marittima, ma lo dico, ne approfitto della tua domanda, è organizzata in maniera molto semplice. C'è un palco e c'è un'intervista, e per 3 o 4 giorni ci sono degli ospiti che vengono intervistati uno ad uno. A me hanno chiesto la data, come tutti gli anni gli ho dato il lunedì, quindi ho visto che qualcuno fa accostamenti maliziosi, poi che ci siamo in 2 o 3 stasera, la sera prima c'erano altri, cioè io non ne so nulla di questa roba perché mi hanno dato una data e via. Quindi dopodiché non so di cosa parlerò, perché verrò intervistato, se non ricordo male, da Gennaro San Giuliano. Ve l'ho visto perché ci sono molti intervistatori, c'era Vespa, Annalisa Chirico, Bianca Berlinguer, insomma ci sono un po' tutti, e ho visto che io Gennaro San Giuliano, dipende da lui, se mi chiederà dei vaccini parlerò dei vaccini, se no no. Ma non sia così modesto, lei è una vecchia volpe, al di là delle domande dà le risposte che vuole, però insomma dove andrà a parare? Guarda che le vecchie volpi non vanno più a caccia. Va bene. Prego. E di Gennaro altri che hanno domande? Posto. Vanzan e Zambon, Nuovo Giro. Radio Wellness. Chi? No, cos'è? Venezia Today. Ah, scusa, Venezia Today. Eccomi. L'avevo confuso col tuo collega. Scusami. Ci assomigliamo? Sì, con la mascherina sì. Con la mascherina ci assomigliamo tutti. Una domanda sulla questione del personale sanitario non vaccinato. Nel senso, sappiamo che stiamo andando avanti con la procedura, con l'iter per la sospensione, per il demansionamento, eccetera. E volevo capire se reputa, cioè se questa cosa può creare preoccupazione in vista di un problema di carenza di organico nelle prossime settimane, nei prossimi tempi, e in tal caso se c'è un piano. Cioè, sapete, quando parliamo di medici o di operatori stiamo parlando sempre di categorie che non è che sono iperrappresentate nel mercato del lavoro, cioè non è che tu li trovi a scocchiare delle dita, però la legge è chiara e non dà mandato al Presidente della Regione di decidere, ma lo dà al datore di lavoro. I datori di lavoro sono i direttori generali delle singole ULSS, che devono applicare la legge pena il fatto che sono fuori legge, punto. Quindi noi abbiamo chiesto una sospensione per qualche giorno, come sapete, perché sembrava che ci fosse una sentenza di un TAR che desse ragione ai ricorrenti, a coloro che sono stati sospesi in Emilia Romagna. Poi è stato chiarito nel giro di 48 ore con un comunicato che non era proprio così, e quindi i nostri direttori hanno inteso di andare avanti. Considerate che la procedura è molto
è molto articolata, no? Perché ci sono i richiami, c'è l'offerta della data per vaccinarsi, 1, 2, 3 volte, insomma non è una roba che ti dice uno guarda senti non sei vaccinato ti licenzia, non funziona così. Dopodiché c'è l'istituto del ricorso, immagino che poi chi si sentirà parte lesa ricorrerà, ma noi non abbiamo altro da aggiungere su questo. Voglio dire, non c'è questa preoccupazione per un voto, per una ulteriore... Ma c'è sempre, perché molti sono validissimi professionisti che hanno deciso di non vaccinarsi, e capite che in ambiente ospedaliero con una legge che dice che è obbligatoria la vaccinazione cosa ci possiamo fare? Io spero che alla fine, vedo che tanti comunque poi magari alcuni decidono di vaccinarsi poi, no? Anche qui è uno spaccato di sociale che mai avremmo pensato di vedere, di affrontare, nel rispetto delle idee di tutti, però è così. Allora, un altro giro Vanzan e un altro giro Zambon. No, velocissimamente extra Covid, se aveva avuto notizie in giornata sull'imprenditore veneziano Zennaro che è stato trasferito nell'ambasciata italiana. Se ha novità. E io posso solo dire che sono in contatto con il ministro Di Maio, ci siamo sentiti anche ieri, stiamo seguendo la situazione, nel senso che l'evoluzione mi sembra che tu l'abbia anticipata, è nota pubblicamente, confermo che è in ambasciata. Sì, l'abbiamo pubblicato, è stato trasferito. L'abbiamo pubblicato io sul giornale di oggi e nel timore di un possibile arresto in vista dell'udienza che si terrà fra una settimana è stato trasferito nella foresteria dell'ambasciata. Diciamo che c'è anche un problema tecnico, comunque è stato trasferito, si conferma, nella foresteria dell'ambasciata. Posso anche dire che mi sono messaggiato con lui. Avete scritto anche questo? Allora ve l'ha detto lui perché io non parlo con nessuno. No, infatti noi abbiamo pubblicato queste notizie, volevo sapere se da ieri ad oggi... No, guardate, scusate, io non ho letto i giornali, sono stato in casa. Io ho l'apprensione, ovviamente non quella che ha Marco Zennaro, sua moglie e la sua famiglia, però quello che ho detto anche ieri al Ministro, che lo dobbiamo portare a casa. Si trova in una situazione che è difficile da comprendere per noi. Spero che vinca il buonsenso e la diplomazia. Devo dire che il Ministro comunque a domanda risponde, cioè mi avvisa costantemente quando ci sono dei cambiamenti come quello del trasferimento, tanto è vero che io ho chiesto a lui direttamente se era già lì, perché ho detto che magari volevo verificare che fosse avvenuto il passaggio. Si stanno risolvendo altri problemini di contorno e spero che si riesca a portare a casa, cioè la soluzione è portarlo a casa, appunto. Sta diventando un'agonia sta roba, non va bene. Anche perché di fatto lui è un prigioniero. Cioè è inutile che ci inventiamo altre definizioni, cioè lui non è libero. Adesso siamo un po' più rincuorati perché è in ambasciata. Sì, ma siccome abbiamo vissuto la storia dell'ambasciata qui in Marò, cioè che non andiamo avanti tanto con questa roba. Scusami, ma io non avevo letto, quindi ero reticente per quello. Zambon. Velocissima per ricollegarmi alla domanda del collega. Sui sanitari Novax e alla luce di 500.000 prestazioni... Che poi vi dà l'aggiornamento chiediamo all'assessore? Sì. Va bene. Io vi lascerei voi far te direttamente o... Sì, allora lascio la parola all'assessore, dopo al dottor Mongillo. Grazie, noi ci vediamo mercoledì. Mercoledì abbiamo novità. Grazie. Allora, per quanto riguarda il recupero liste d'attesa, vi avevamo già fornito un po' i numeri che erano le famose 500.000 che citava il Presidente, che erano però suddivise sia tra le ambulatoriali, quelle che erano rimaste sospese, quindi quelle a 30 e a 60 giorni,
tutte le attività di elezione, quindi chirurgiche, ma anche alcuni screening che non erano, non perché li avevamo sospesi, ma perché la gente non si era presentata a fare lo screening, quindi dovevamo recuperare anche tutta quella attività con diverse possibilità da parte delle USL. Le USL dovevano presentare entro il 30 di giugno, mi pare il 30 di giugno, sì, il piano di ogni singola USL, nel senso di dirci come recuperavano le proprie prestazioni. I piani sono arrivati un po' dopo il 30 giugno, quindi ci abbiamo messo un po' di più. C'è una delibera ricognitiva che verrà portata domani in giunta con i piani di ogni singola USL, quindi come recupereranno. Ricordiamoci che ci sono le varie possibilità o anche con budget da spendere presso appunto soggetti accreditati esterni, oppure con prestazioni aggiuntive fuori orario di lavoro e pagate quindi in maniera mi sembra 80 per i medici e 50 per gli infermieri, mi sembra, insomma, a memoria vado con queste due cifre. Quindi ci hanno presentato i vari piani, domani ci sarà quindi la delibera di ricognizioni e devono recuperare tutto questo entro il 31/12. Quindi era 80 euro all'ora, sì, per i medici e 50 per gli infermieri, che erano le prime tariffe ancora in fase di Covid, che sono state riconfermate. E quindi domani ci sarà questa delibera ricognitiva, eventualmente poi facciamo un comunicato, oppure mercoledì, insomma, dettagliato con qualche numero eccetera, qualcosa di più. Per quanto riguarda i sanitari non vaccinati, come diceva il Presidente, le USL stanno continuando con le commissioni che sono all'interno di ogni singola USL, che verifica ogni singola posizione e che quindi fa tutti i passaggi dovuti, e so che stanno partendo le varie lettere di sospensione oppure di demansionamento. Il numero che noi avevamo era quello dei 17.000 e qualcosa, mi sembra, complessivi, quindi che vuol dire ospedale, territorio, strutture extraospedaliere, farmacisti, insomma tutti, quindi anche psicologi, insomma tutti il personale sanitario. In alcuni casi abbiamo visto e sentito che dopo l'ultimo sollecito si prenotano il vaccino, questo è positivo, e quindi adesso monitoriamo la situazione, insomma, di settimana in settimana, eventualmente verso fine settimana potremmo, io credo, guardo il dottor Mongillo, fare un aggiornamento e darvi una tabellina, capire quanto si è ridotto eventualmente quel numero, insomma, che avevamo la settimana scorsa. Una cosa sola, invece per i medici di base, che sono pochissimi, però in realtà cubano, come dice il Presidente, 1500 pazienti, ecco, c'è già un piano per ripartirli con altri colleghi, perché era difficile trovare ma lì ci dovrebbero essere incarichi provvisori. Penso che le USL si stiano un po' indirizzando verso questa situazione, ossia se il medico di base fino all'ultimo non si vaccina, ci scatta quanto previsto all'articolo 44, e quindi o ripartiranno se ci sono medici vicini, quindi un po' di assistiti, oppure ci sarà un incarico di un medico provvisorio, come succede per le zone carenti, per esempio. Ok, grazie. E a questo punto, se non ci sono altre domande, diamo la parola al dottor Mongillo. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Io sarò breve, mi ricollego subito all'ultima considerazione dell'assessore, poi facciamo un po' uno spaccato dell'attuale situazione epidemiologica. Sì, in settimana noi faremo un aggiornamento della popolazione degli operatori sanitari non vaccinati. L'ultimo aggiornamento... È spento il microfono forse? Chiedo scusa. Buongiorno a tutti di nuovo, allora, scusate. Mi ricollego subito all'ultima considerazione dell'assessore. Noi in settimana faremo un raggiornamento della popolazione dei soggetti, degli operatori sanitari soggetti all'obbligo, per un aggiornamento della situazione. L'ultima fotografia istantanea risale al 20 luglio, lo facciamo circa ogni 2 settimane, perché 2 settimane sono un tempo ragionevole per far emergere differenze significative, e ci aspettiamo che si riducano ulteriormente la popolazione dei non vaccinati fra tutte quelle figure che sono soggette all'obbligo. Per tornare invece all'obiettivo della giornata odierna, insomma, vi porto come al solito qualche numero e qualche considerazione per interpretare i numeri. Partiamo sempre da una situazione che noi guardiamo con molta attenzione, quindi la situazione del Regno Unito.
Il Regno Unito noi lo guardiamo perché di solito anticipa di qualche settimana quello che poi succede nel resto d'Europa e anche in Italia. Ci sono segnali incoraggianti, nel senso che è molto incoraggiante il fatto che ci sia una crescita che si è invertita, ha raggiunto un picco, parlo di nuovi casi, ed è in rapida decrescita. Guardando i dati del governo inglese di questa mattina, aggiornati a questa mattina, c'è un 30% in meno dell'ultima settimana rispetto alla settimana precedente, quindi una decrescita molto interessante. Guardiamo con molta attenzione anche le altre due curve, sperando che ci suggeriscano un andamento simile, quella degli ospedalizzazioni e quella dei decessi. Per venire in Italia e in Veneto in particolare, stiamo osservando, sono dati del 31 luglio, quindi sono dati consolidati. Noi analizziamo sempre non i dati delle ultime 24-48 ore perché possono essere suscettibili di variazioni anche o di ritardi di diagnosi, quindi siamo dati di qualche giorno fa, ma ci dicono che è rallentata la crescita, quindi la velocità con cui i numeri stavano salendo, parlo di nuovi casi, è rallentata, ed è rallentata in particolare in quella fascia di età che si era caratterizzata per un rapido aumento, quella dei 15-24 anni. Quella era la fascia di età che stava salendo molto e nell'ultima settimana analizzata, quindi quella fino al 31 luglio, ha molto rallentato la crescita in questa fascia di età. Qualche altro dato, visto che stiamo parlando di età, l'età media dei nuovi casi, sapete che si sta progressivamente abbassando, è un effetto sicuramente della campagna di vaccinazione, si è abbassata adesso si è stabilizzata sui 25-26 anni, questa è l'età media delle persone che si positivizzano, dei nuovi casi. L'età media di chi viene assistito a livello ospedaliero, anche questa è calata rispetto agli ultimi mesi, impatto anche in questo caso della vaccinazione, ci stiamo stabilizzando sui 50 anni attualmente, quindi età media per l'ingresso in ospedale. Venendo alla campagna di vaccinazione, i numeri andrei veloce perché li abbiamo bene o male toccati nei primi minuti di questa conferenza stampa. Sono numeri aggiornati a poco prima di entrare qui, quindi alle 11:30. Abbiamo quasi raggiunto i 5.550.000 vaccini somministrati, quindi un numero quasi tondo oggi. Le percentuali di copertura le abbiamo commentate prima. Parliamo di popolazione over 12, hanno completato la vaccinazione prevista, adesso siamo al 59,8%. Mi ricollego a quello che diceva il Presidente, uno dei motivi in effetti di questo piccolo, prevedibile, chiamiamolo scollamento rispetto al 60% nazionale comunicato ieri, il principale motivo è proprio il fatto che noi non abbiamo usato su larga scala i vaccini a vettore virale sotto la popolazione, sotto l'età di 60 anni. Quindi siamo sempre stati molto rigorosi su questo e non abbiamo usato delle giornate aperte con la vaccinazione, con i vaccini a vettore virale a queste fasce di popolazione. È la principale motivazione. Qualche aspetto ancora e poi finisco sulla campagna di vaccinazione, visto che sono passati 7 mesi, quindi adesso i numeri sono importanti, si riescono a fare anche dei ragionamenti. È molto interessante guardare come a partire dalla seconda metà di luglio, e se guardate il quadro complessivo, le prime dosi, bene o male, abbiamo avuto una importante riduzione lungo il mese di luglio, prime dosi somministrate. Cosa vuol dire i nuovi vaccinati? Da metà luglio in poi c'è una importante ripresa, soprattutto delle persone con età maggiore di 60 anni. Quindi abbiamo osservato a partire dal 15 luglio tra i nuovi vaccinati una ripresa importante di questa fascia di popolazione. È l'effetto, e non siamo ancora sotto l'effetto del Green Pass. Se ricordate, il Green Pass di fatto è stato annunciato, forse mi confondo, ma tra il 22 e il 23 luglio. E questo è l'effetto di un rinforzo, di una chiamata attiva che abbiamo avviato a fine giugno, risollecitando, riconvocando tutti i soggetti ultra sessantenni e fragili che non avevano ancora aderito alla vaccinazione. Erano 210.000 quelle persone che hanno ricevuto il sollecito, l'invito da parte delle aziende sanitarie. E
e abbiamo cominciato a vedere dalla seconda metà di luglio ricrescere il numero di soggetti over 60 che si prenotavano e che venivano vaccinati. Quindi sicuramente questo è un effetto importante. Immaginiamo che su questo effetto di recupero si innesterà anche l'effetto Green Pass, che ha generato intanto molte prenotazioni, mentre io sto parlando di vaccinazioni effettivamente somministrate, non solamente prenotate. Un ultimo sguardo sulle forniture, visto che queste influenzano in maniera determinante la velocità della nostra campagna di vaccinazione. Allora, sappiamo, è stato confermato, ma non abbiamo ancora numeri precisi di questo aumento delle forniture di Pfizer della seconda metà di agosto. Per il momento i numeri sono quelli attesi. Cosa vuol dire? Questa settimana abbiamo 100, poi sono numeri che possiamo dare più facilmente, comunque abbiamo 175.000 arrotondo Pfizer in arrivo, divisi tra una quota che viene anticipata oggi e la fornitura ordinaria di mercoledì, e proseguiremo su 160.000 stabili per le prossime settimane fino all'ultima di agosto. A queste si aggiungeranno quelle di cui ho parlato qualche secondo fa, questo incremento di dosi che dovrebbe ricevere l'Italia. Moderna diventa una fornitura abbastanza interessante, perché da questa settimana siamo a 87.000, scendiamo a 75 e poi torniamo a 90.000 stabilmente per tutto il mese di agosto. Un ultimo dato volevo evidenziare per sottolineare anche la velocità con cui stiamo andando, e per quanto riguarda Pfizer stiamo dando fondo all'utilizzo della settima dose, tra virgolette, per ogni fiala. Questa è una cosa che di solito noi vediamo, emerge, perché di fatto c'è in tutti i giorni, ma emerge il mercoledì mattina, perché è l'ultimo giorno prima della fornitura nuova e noi andiamo spesso sotto zero. Mi spiego, noi conteggiamo i vaccini in base a 6 dosi per fiala. Quando ne utilizziamo 7, virtualmente consumiamo molto più di quello che abbiamo nel magazzino, quindi il nostro magazzino diventa negativo, andiamo a meno 10.000, meno 15.000. Questa è una cosa che vediamo il mercoledì, quando abbiamo proprio finito, svuotato i frigoriferi e sta arrivando il nuovo vaccino. Oggi è lunedì e abbiamo già evidenza che siamo sotto il minimo delle nostre forniture. Cosa vuol dire? Che abbiamo usato tutto quello che potevamo usare, usando molto le settime dosi. Questo è anche un senso un segno evidente, tangibile, del fatto che stiamo di fatto consumando tutto quello che arriva. Io avrei finito con un quadro, una panoramica sullo stato attuale. Naturalmente resto a disposizione per qualche aggiornamento. Moscati. Una curiosità, mi pare che il Lazio stia sperimentando queste siringhe prive di ago, cioè siringhe capaci di siringhe prive di ago capaci di inoculare l'antivirale. Ne sapete nulla? Vi sono state proposte? No, non ci sono state proposte, né io conosco dettagli tecnici, ma resto molto curioso, andrò a approfondire, perché potrebbe essere interessante una valutazione di questi aspetti. Nel senso che la Regione Lazio ha anche fatto una dimostrazione in diretta durante un incontro con la stampa. Scusami, non ce l'ha? Cosa... Ma agiscono su pressione praticamente, non sono un tecnico, ma hanno fatto vedere agendo, è una pressione sui pori della pelle in sostanza. Che esistano dispositivi simili siamo informati, io non ero a conoscenza che fossero già in fase sperimentale o comunque in fase limitata, immagino, utilizzati per la campagna in corso. Vedo che l'assessore Lanzarin è dubbioso. Sono curiosa più che dubbiosa. Sono curiosa più che dubbiosa. Va bene. E Moscati? Sì, confermo che ho visto anch'io quel servizio.
se non l'avessi vista avrei pensato una fake news, ma comunque era vero. Niente, io volevo tornare sull'Open Day, quelli che noi non abbiamo fatto. A suo tempo invece il Presidente parlava tanto di vaccinazioni ai turisti, delle formule diciamo di vaccinazioni in vacanza, che erano state un po' bloccate all'epoca dal generale Figliuolo, che aveva detto ma prima vaccinatevi poi andate in vacanza. Invece ho visto che adesso in altre spiagge, oggi c'era un servizio sul Tirreno, mi pare, una spiaggia o della Versilia, adesso non mi ricordo, che venivano appunto fatte prima dell'accesso balneare, insomma, oppure durante la vacanza, insomma, ecco. Per cui da questo punto di vista no agli Open Day, ed era giusto per via di AstraZeneca eccetera, ma a che punto siamo invece con queste iniziative turistiche? Sì, una precisazione solo, no agli Open Day con AstraZeneca. Esatto. Io intendevo, non abbiamo mai usato Open Day per somministrare AstraZeneca fuori delle indicazioni tecniche del momento, che era quello di non somministrarlo sotto i 60 anni. Assolutamente sì, ma io quindi non era una scelta se non basata su indicazioni scientifiche, no, quella infatti, di no Open io Day. ho detto non se sono fatte, e giustamente, ma però quando c'è stata l'idea che era partita proprio dal Presidente di fare invece delle vaccinazioni ai turisti, mi sembrava di ricordare che a suo tempo Figliuolo aveva detto stop, prima ci si vaccina poi si va in vacanza. Adesso è un po' superata questa cosa, perché la stanno facendo gli altri, insomma. Noi invece su questa strada... Allora cerco di rispondere io. Quando noi abbiamo parlato di vaccinazioni, il Presidente diceva vaccinazioni ai turisti, si diceva ai turisti anche stranieri o comunque non veneti che arrivavano e che potevano, veneti, e quindi poi sappiamo c'è stata una discussione, alla fine si è dato il via libera alla vaccinazione anche a questi turisti che venivano, stavano qua 2 settimane, 3 settimane, insomma, quindi facevano un soggiorno prolungato. E anche noi abbiamo dei casi, non tantissimi, però ci sono casi di turisti che arrivano e siccome rimangono qua hanno la casa eccetera, quindi facciamo la vaccinazione. Altra cosa invece sono promozioni di vaccinazioni di questo tipo, no? Allora noi abbiamo, l'ha detto il Presidente, oggi circa 200.000 posti liberi, stiamo cercando di dire andate, quindi prenotatevi la vaccinazione, ci sono posti liberi di questo tipo, e non stiamo mettendo in campo nessuna azione diversa da questa. Adesso capiremo nelle prossime settimane, che sono le settimane anche un po' più forse diciamo così, che possono avere una flessione, perché sono le settimane di Ferragosto, quindi la gente è in vacanza e quant'altro, quindi faremo delle valutazioni, però per il momento noi, insomma, c'è la piattaforma, c'è la possibilità della prenotazione su piattaforma, quindi stiamo promuovendo e incentivando questo. Poi nei prossimi giorni, insomma, vedremo, insomma, anche se è necessario, si rende necessario, oppure comunque di pensare a qualche iniziativa. Per il momento, insomma, non abbiamo pensato a iniziative specifiche di questo tipo. Dopo io dico una cosa, ma questo qui è un pensiero mio personale. Certo che pensare di fare la giornata in spiaggia prima fermarmi a fare il vaccino non è che proprio, anche perché, insomma, il sole eccetera, non è che tutti, insomma, tipo... Lo dicevo perché è andato proprio un servizio oggi. Però per carità, insomma, ognuno può scegliere di fare ma è stato proprio in questi giorni, adesso non mi ricordo se ieri o stamattina, che dicevano siamo stati in spiaggia, adesso andiamo a farci il vaccino. Per quello ne ho parlato, perché libertà sono uno. Grazie. Vanza. Dottor Mongillo, lei il dato che ha dato mi pare molto rassicurante, cioè è rallentata la crescita, dati al 31 luglio, soprattutto tra i più giovani. Ha dati un po' più dettagliati anche dopo in separata sede nel pomeriggio, se è possibile avere dei dati precisi per fasce di età, pronto? Sì, per capire questo decremento quanto ha influito, seguendo l'esempio della... Sì, non è un decremento, è una crescita più lenta, non è che sia ancora invertita la curva, però possiamo fornire dei dati con le incidenze dei nuovi casi sulle varie fasce di età interessate, in cui sarà evidente che nell'ultima settimana c'era un forte aumento
della fascia, quella che dicevo prima, 15-24. Questo forte aumento e adesso aumenta, ma aumenta con meno pendenza, quindi con meno velocità. E nel pomeriggio forniremo dei dati precisando che sono relativi sia al 31 luglio, quindi dalla settimana precedente il 31, e dovremmo verificarli con quelli della settimana in corso, auspicando che si mantenga questo andamento o che ancora si incrementi il rallentamento. Quando il Presidente Zaia prima diceva c'è la novità della variante beta, la novità diceva della variante beta, cioè sono state fatte sequenziazioni e hanno trovato molti casi. Parlava in generale che a livello internazionale crescono varie segnalazioni, ci sono queste situazioni che si tengono sotto controllo e vanno viste con congruo anticipo, ma non mi risulta parlasse di situazioni locali nostre. E con questo ci vediamo domani a Palazzo Balbi ore 12 e mercoledì di nuovo qui. Programma intenso ad agosto.